1956, ma lì quanta gente c'era? Eravamo in pochi, noi che eravamo lì, e quei pochi che erano stati chiamati perché arrivava la fiaccola. Ricorda così Lilla Rigatti, ex cestista della massima serie, sciatrice e allora guardiana della fiamma, il passaggio della torcia per le Olimpiadi di Cortina di 70 anni fa. Altro che 4.000 spettatori lungo il percorso e in Piazza dei Signori, e soprattutto altro che tedofori ogni 200 metri da Viale Vittorio Veneto a Piazza Borsa. Oggi, per chi è stato selezionato, l'emozione era davvero tanta per un giorno che difficilmente dimenticherà, come per il secondo tedoforo, il cui nome è legato ad un'importante catena commerciale. Com'è stata? Bellissimo, un'esperienza magnifica. A ieri sera non avrei pensato. Ma è più emozionante portare questa fiaccola o portare avanti una catena di supermercati? Penso che sia emozionante e sia fatica per tutte e due le cose. Sono stato selezionato per essere qui oggi, perché è appunto un bel posto dove essere ed è il posto giusto dove essere per rappresentare i valori dello sport. L'emozione è pazzesca perché, ribadisco, in realtà non porti un oggetto, porti i valori e lo spirito olimpico in giro per l'Italia. Valori sportivi da trasmettere con il passaggio della fiamma ai tanti giovani presenti, ma valori che sono la quotidianità di chi ha dedicato la propria vita allo sport. Le Olimpiadi sono l'evento più importante a livello sportivo mondiale da sempre. Di conseguenza è una bella responsabilità, però è anche un bel onore e bisogna esserne fieri. Sappiamo tutti che lo sport incarna i valori più puri, ma i valori anche di ogni giorno, della quotidianità, ma io penso che i giovani comunque, anche i giovani di adesso, capiscano questo sempre di più. Io spero di esserlo stato, un buon esempio di esserlo, ma ce ne sono tanti altri. Esempio sottolineato anche da uno dei rappresentanti del Comitato Olimpico, il professor Franco Ascani. Il valore simbolico del fuoco olimpico, della fiamma olimpica, che coinvolge i giovani, che emoziona i giovani e gli anziani, è un momento per valorizzare questa educazione di cui i nostri giovani hanno molto bisogno, e attraverso l'olimpismo, che è uno stile di vita, attraverso lo sport, che io definisco un movimento globale al servizio dell'umanità, sono dei valori importanti e fondamentali per la crescita delle nuove generazioni.